Sprovvisti di Green Pass, 4 dei clienti presenti all'interno della struttura che offre 24 camere. Dietro il bancone della reception, il padre del titolare di 85 anni, al lavoro senza mascherina e il risultato ai successivi riscontri positivo al coronavirus. Non è sfuggito ai controlli anti-Covid della polizia di Padova un affittacamere di Abano Terme. Il blitz è scattato nella giornata di mercoledì da parte degli agenti della squadra amministrativa della questura. Il titolare, un padovano di 51 anni, è stato denunciato per epidemia colposa e dovrà rispondere anche del mancato controllo del Green Pass ai clienti. Con l'accusa di epidemia colposa è stato denunciato anche il padre. Immediata la reazione di Federalberghi. Vorrei precisare che non si tratta di un albergo, è un affittacamere, come ha detto lei, non è associato all'Associazione Federalberghi Terme Abano Montegrotto e ci è dispiaciuto molto apprendere questa notizia che effettivamente va a vanificare il lavoro di tanti imprenditori e di tanti lavoratori che cercano a fatica di tirarsi su da questi 2 anni di pandemia che ci ha provato particolarmente in maniera intensa. Mancanza di regole quasi totale nella struttura, dove tra i clienti presenti, 21 in totale, uno non era neppure stato registrato al portale alloggiati web della questura di Padova. 9 erano pregiudicati, 6 di questi di origine straniera, 2 addirittura clandestini. Per il mancato rispetto delle normative anticontagio, alla struttura è stata applicata anche la sanzione della chiusura dell'attività per 5 giorni. Da Federalberghi arriva una denuncia. Ci sono molte attività come gli Airbnb che sono nell'abusivismo più totale, oltre a non, diciamo così, denunciare le persone alla pubblica sicurezza e quindi la pubblica sicurezza non ha la possibilità di individuare persone di malaffare, hanno trasportato molta economia ufficiale, l'hanno trasportata in una zona grigia, se non addirittura in nero.